Parliamo di questi controlli che state facendo per la Movida a San Leone e i risultati che avete ottenuto. Quest'ora. Bene, abbiamo ottenuto dei risultati. Intanto abbiamo chiaramente controllato il rispetto delle norme giuridiche e delle norme che prevedono la sicurezza dei locali per quanto riguarda l'esercizio di particolari e peculiari attività. 2 locali sono stati trovati sprovvisti di alcuna licenza e di alcun rispetto della normativa prevista per l'agibilità del locale che funzionava da discoteca, e chiaramente 2 locali sono stati chiusi con cessazione dell'attività e quindi chiusura dell'esercizio. Per gli altri, alcuni sono stati trovati regolarmente secondo normativa e alcuni sono stati contravvenzionati per violazioni della normativa, ma di cose chiaramente di minore importanza, tanto da non generare la chiusura dell'esercizio. Noi controlliamo chiaramente la movida selvaggia perché a noi interessa il rispetto delle norme di legalità, delle normative previste da quelle di settore specifico per l'esercizio dei locali, per le attività chiaramente sia di discoteca sia di piano bar e tutte le attività connesse, e ci importa a tal punto che assieme a tutte le altre cose che facciamo per rendere sicura l'estate, ci interessiamo di questo per garantire al cittadino il divertimento, però in assoluta sicurezza. Ora più che mai proseguiranno i controlli, si avvicina il periodo ferragostano. Certamente, sicuramente programmeremo tutta una serie di attività sul territorio secondo quanto stabilirà il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, e ci faremo chiaramente portatori di quelle che sono le necessità del territorio e le attenzioni dovute proprio per garantire un Ferragosto in piena ed assoluta serenità. Un riscontro sui controlli in provincia, nei maggiori centri della provincia estivi, non solo a San Leone, se ce lo può dire. Sì, noi abbiamo fatto anche il centro storico di Agrigento su via Atenea, abbiamo fatto anche Canicattì, Licata, molti controlli anche nella zona marina periferica, e abbiamo constatato chiaramente che il rispetto c'è stato da parte di alcuni e il rispetto non c'è stato da parte di molti, per cui le attività sono state chiuse. I controlli continuano incessantemente da parte della Polizia di Stato in tutto il territorio agrigentino, non solo a San Leone. Sì, assolutamente sì, noi continueremo a svolgere il nostro compito di cabina di regia ragionata, compendiando le risultanze tanto dell'attività di controllo del territorio ordinaria che viene quotidianamente svolta dai nostri equipaggi, quanto l'attività informativa che gli specifici settori e in particolar modo l'amministrativa espleta con particolare riferimento ad attività ad alta vocazione turistica, perché il periodo dell'anno è quello che richiede, ma soprattutto anche gli input preziosi e il feedback che ci viene fornito dalla cittadinanza attraverso segnalazioni, attraverso esposti, attraverso il confronto con appunto il cittadino, che noi come istituzione dobbiamo curare con grandissima attenzione. Da tutto questo patrimonio informativo naturalmente noi caliamo il dato e pianificheremo le conseguenti attività al fine di garantire quel delicatissimo equilibrio che esiste fra il diritto all'impresa, che mai come in questo momento, insomma, in cui si cerca di far ripartire una macchina imprenditoriale è importante, con quello sacrosanto dei cittadini ad avere garantiti i propri diritti di pacifica convivenza e di serenità sul territorio.